Il presidente della pallavolo femminile SEA Paragona, Nino Di Giacomo, interviene sulla riforma dello sport, affermando come il governo ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha approvato in esame preliminare 5 decreti legislativi che danno attuazione alla riforma dello sport, dalla legge delega 86 del 2019. Si tratta di una serie di misure che, attraverso la vera e propria ridefinizione del lavoratore sportivo, degli agenti di diritti e responsabilità delle associazioni sportive, mira a tutelare sotto molteplici profili questa categoria di lavoratori, con particolare riferimento alla donna e ai minori. Si procede così a una revisione organica della definizione del lavoratore sportivo in tutte le sue forme, attraverso l'introduzione di tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico. Ecco le principali novità del decreto. Viene abolito il vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022. È previsto il riconoscimento dell'attività di associazioni e società sportive e dilettantistiche che hanno formato l'atleta, alle quali è assicurato un premio di formazione. Si tutelano le pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico e pari diritti delle persone con disabilità nell'accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli. Precise tutele riguardano i minori e i cittadini con disabilità nell'ambito della pratica sportiva, la tutela e il sostegno del volontariato sportivo. In base a quanto previsto, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono svolgere anche delle attività commerciali solo se secondarie rispetto all'attività sportiva e strumentale all'autofinanziamento. Possono altresì distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva. Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall'associazionismo sportivo. Il presidente della SEAP Pallavolo Aragona, Dalli Cardillo, Nino Di Giacomo, commenta così la nuova riforma dello sport 2020 del governo, voluta fortemente dal ministro Spadafora. Quello stabilito dal Consiglio dei Ministri è senza dubbio un vero e proprio tsunami per lo sport dilettantistico. Noi presidenti di associazioni sportive e dilettantistiche dobbiamo essere pronti a recepire la nuova legge, perché c'è il serio rischio che tantissime associazioni sportive e dilettantistiche scompariscono nel giro di pochissimo tempo. Le associazioni sportive e dilettantistiche allo stato attuale sopravvivono grazie alla passione e all'impegno dei propri dirigenti. Svolgiamo, continua Di Giacomo, un ruolo insostituibile ai fini educativi dell'inclusione sociale. Più volte abbiamo sollecitato tutele e aiuti a chi di competenza che ha sempre fatto orecchie da mercanti. Adesso incassiamo la nuova riforma dello sport che ci penalizza ulteriormente e non fermerà mai il nostro impegno quotidiano sul lavoro sportivo fatto di enormi sacrifici e senza scopi di lucro.